Amici della Lega Scuole Superiori, bentornati sul campo del Pala 1 per la terza partita dell'ottava giornata tra Partizan Cardano e Vittorio Veneto, squadra al centro del campo, gli ordini del signor Marocco, strette di mano e convenevoli, stiamo pronti a partire con il Cardano che schiera il solito Maragliano, poi Vaia, Formignani, Biolcati e Cerni, dall'altra parte il solito Gallizia con Lucini, Marinoni, Nizzi Griffi e Polizzotto. Tutto è pronto a partire, mettetevi comodi. Gallizia dentro per Lucini, Lucini la tiene in campo, va via Lucini, calcia! Primo miracolo di Maragliano che gli riesce a metà, Palma e Cerni, poi Marinoni al volo! Una gran botta nell'angolino per il vantaggio del Vittorio Veneto, subito con Marinoni. Gallizia, Lucini, Lucini si libera, calcia Lucini! Trova un grande angolo con il destro, pallone a rete, raddoppio Vittorio Veneto. Formignani dentro per Cerni di prima intenzione, la grande risposta di Polizzotto. Lungo di Maragliano, di testa Cerni, al volo Formignani, Polizzotto si salva, gran tentativo di Formignani al volo. Gallizia, il lancio di Gallizia, dall'altra parte il colpo di testa di Cerni, sul fondo per un nulla. Gallizia supera la metà campo, va in verticale, scambia con Lucini, ancora per Gallizia che mette giù, la mette, un pallone d'oro per Nizzi Griffi che si divora il gol del 3-0, anche per un grande intervento di Maragliano. Nigolini che perde il contrasto con Gallizia, Gallizia al limite, Gallizia all'indietro per Lucini che calcia, il salvataggio di Vaia. Marinoni dentro per Nizzi Griffi, in controllo Nizzi Griffi all'indietro dall'altra parte, poi c'è l'anticipo da parte di Vaia che porta via il pallone e c'è un quasi clamoroso autogol di Lucini, calcio d'angolo per il Vittorio Veneto. Dentro Lucini va via, Lucini! Doppio dribbling e diagonale nell'angolino, questa volta non può nulla Maragliano, 3-0 Vittorio Veneto, sembrava un po' un gol di Henry al Real Madrid parecchi anni fa in Champions, nel 2005-2006. Marinoni per Gallizia, dentro per Nizzi Griffi che calcia addosso a Maragliano e poi spreca tutto Gallizia calciando fuori. Lucini dentro per Gallizia, Gallizia al limite, Gallizia si libera, pallone sul destro, Scodella dall'altra parte per Lucini, di testa Maragliano si salva ancora. La vuole Nizzi Griffi, di prima sbaglia, un altro pallone di Nizzi Griffi, brutta gara di Nizzi Griffi oggi, decisamente. Quindi Biolcati che si è visto pochissimo, anche lui calcia, risponde Polizzotto in calcio d'angolo. La vuole Nizzi Griffi, di prima sbaglia, un altro pallone di Nizzi Griffi, brutta gara di Nizzi Griffi oggi, decisamente. Quindi Biolcati che si è visto pochissimo, anche lui calcia, risponde Polizzotto in calcio d'angolo. Formignani indietro per Biolcati che calcia, chiuso contropiede Vittorio Veneto, lo manovra Nizzi Griffi dentro per Lucini col destro, Maragliano in corner. Cerni calcia, Cerni deviazione di Gallizia e palo, che sfortuna per il Partizan Cardano. Magna Grecia, il rilancio di testa Lucini che quasi la sistema per Biolcati, fuori dai pali, Polizzotto che poi salva tutto. In estirada, grande occasione per il Cardano. Poi recupera ancora Biolcati dentro per Formignani e questa volta il pallone entra, l'ennesimo tentativo del Partizan Cardano, ci crede Biolcati, 3-1, l'ha riaperta Formignani, c'è tempo per la rimonta. Poi il controllo, il sinistro di Lucini che fa 4-1 sul perfetto corner di Gallizia. Pallone nell'angolino, subito ristabilite le distanze per il Vittorio Veneto, sia stato soltanto un fuoco di paglia il gol del Partizan Cardano, vedremo. Nizzi Griffi sbaglia il controllo, tocca per Lucini, dentro per la conclusione di Marinoni, gran risposta di Maragliano. Formignani, il tocco per Biolcati di prima, gran risposta di Polizzotto, grande gara anche di Polizzotto oggi, bisogna dirlo. Lucini va via, Lucini, il cross al centro, pallone messo fuori, Marinoni sul fondo. Ma quanti gol sta sbagliando il Vittorio Veneto però. Recupera il pallone, Cerni che salta al portiere e mette dentro il gol del 4-2. Dentro per Gallizia dall'altra parte per Marinoni, Maragliano, ancora una volta, super Maragliano. Gallizia mette giù, servito Nizzi Griffi e alla fine trova il gol Nizzi Griffi al 155esimo tentativo. È il gol del 5-2 che probabilmente chiude virtualmente i giochi.
Dentro per la conclusione di Cerny, ancora con il destro in diagonale di prima intenzione. Che bel giocatore anche questo Cerny, doppietta 5-3, svantaggio di -2, anche se la partita in realtà volge al suo tramonto. Vediamo. Nizi Griffi fischia 3 volte, il signor Marocco finisce qui 5-3 per il Vittorio Veneto, che guadagna punti importanti in classifica e punta alle zone alte. Super spot.